in fuga dai proprietari che smentiscono di aver sparato colpi di fucile alle armi di famiglia sequestrate dalle forze dell'ordine. Siamo fortunati ad essere ancora vivi, le parole dell'ex consigliere comunale di Venezia Alfonso Saetta, vittima del raid dei ladri nella sua abitazione. La polizia caccia dei banditi partendo dal DNA. Domenica la reliquia di Sant'Antonio custodita alla Basilica della Salute lascerà Venezia per la prima volta dal 1652 e rimarrà per una settimana alla Basilica del Santo a Padova. Il Consiglio Comunale di Venezia affronterà problemi e disservizi del trasporto pubblico locale scoppiati in questa settimana. A portare il caso a Cafarsetti il PD con altri partiti di opposizione. Confesercenti chiede al sindaco di Jesolo di rivedere gli orari dell'ordinanza anti-alcol, rappresenterebbe un grave danno economico per le attività che si trovano lungo l'Arenile. Rotaie del tram sprofondate, buche non transendate in mezzo alla strada, dislivelli tra un gradino e l'altro e in via Carossa a Mestre la denuncia di un telespettatore che cadendo si è procurato diverse fratture. Dopo la promozione in Serie A e la riconferma in panchina dell'allenatore Paolo Zanetti, il Venezia Football Club affila le armi per affrontare la prossima stagione. Buonasera e ben ritrovati dalla redazione di Venezia. Dunque l'avete sentito in primo piano la cronaca, una banda di ladri passa al setaccio ben 6 abitazioni in una sola notte a Zellarino e in una di queste mette a segno il raid dopo aver narcotizzato un'intera famiglia, compresi i 2 cani. La polizia è già in possesso del DNA di alcuni dei banditi. Stanotte ho dormito male, non mi sentivo più al sicuro. Il fatto mi svegliavo e guardavo gli armadi per vedere se erano riaperti. È stato proprio un risveglio traumatico, mi creda. Io avevo tanta fiducia nei miei cani, però non avevo pensato che potessero addormentare anche i cani. L'intera famiglia narcotizzata, cani compresi, da una banda di ladri che nella notte tra mercoledì e giovedì scorso ha depredato la casa dell'ex consigliere comunale di Venezia Alfonso Saetta. 6 le denunce in questura per furto e tentato furto avvenuto in una sola notte qui a Zellarino, tra via Bisinoni e via dei Centauri. I ladri immortalati dalle telecamere della prima delle 5 case che hanno tentato di depredare in via Bisinoni, sempre a Zellarino, per poi rinunciarvi per via dell'allarme che li ha messi in fuga. Si tratta di 3 ragazzi alti di statura, tutti con cappellino con visiere di pelle chiara, con un quarto complice facente da Paolo e con le stesse caratteristiche ad attenderli a bordo di un'auto. Gli uomini della squadra mobile della questura di Venezia sulle loro tracce, anche grazie al DNA lasciato su una bottiglia dell'acqua presa durante il raid nella casa dell'ex consigliere Saetta e abbandonata nel giardino insieme a un paio di scarpe da ginnastica durante la fuga con i monili e l'oro appena rubati. Hanno fatto un bottino molto ricco, quindi appagati credo abbiano deciso di lasciarci dormire e allontanarsi indisturbati dalla nostra abitazione. Famiglia che, seppur nello sconforto della violazione e dell'abuso subito, si dice fortunata di essere ancora illesa e viva. Qualora non avessero trovato il bottino forse sarebbe stato peggio, perché credo ci avrebbero a quel punto svegliati e con violenza avrebbero preteso che noi consegnassimo quei pochi beni che avevamo a disposizione. Quindi forse è stato meglio così. Del raid resta ora un dolore così indelebile che l'ex consigliere non esclude l'idea di vendere casa per sentirsi più al sicuro. Domenica arriverà dalla Laguna la reliquia più importante tra quelle custodite fuori Padova di Antonio. Il patriarca di Venezia spiega i tanti significati di questo gesto, un modo anche per dire grazie a medici e personale sanitario impegnato in questi mesi a fronteggiare la pandemia. Per la prima volta domenica dalla Basilica della Salute a Venezia arriverà a Padova, alla Basilica del Santo, la reliquia più insigne di Antonio, tra quelle conservate fuori dalla città patavina, che la Serenissima custodisce da secoli, dal 1652. Il patriarca di Venezia spiega i significati di questo gesto carico di devozione. Ci sarà un pellegrinaggio che riconduce momentaneamente per una settimana alla venerazione dei fedeli alla Basilica del Santo, la reliquia più insigne che esista fuori Padova,
e che è nella Basilica della Salute qui a Venezia. È dal 1652 che la città di Venezia custodisce questa importante reliquia. Noi torniamo lungo quei territori che hanno sofferto e che hanno testimoniato anche eroicità in questi mesi, in questo anno e mezzo di pandemia. Vogliamo fare memoria dei lutti, delle sofferenze. Vogliamo anche però dare una testimonianza e un riconoscimento a chi in prima linea si è speso, medici, infermieri, volontari. Sarà proprio Monsignor Francesco Moraglia, anche presidente della Conferenza Episcopale Triveneta, a guidare questo pellegrinaggio tra acqua della laguna e terra, per poi presiedere l'Eucaristia alla Basilica del Santo alle 12:30. È un dire grazie a tutte queste persone. È un dire che l'uomo deve guardare in alto e molte volte si guarda in alto attraverso quegli uomini, Sant'Antonio, che hanno realizzato una presenza particolarissima del Signore. Non era solo un grande evangelizzatore, un grande predicatore, era anche un uomo che sanava le ferite e le sofferenze dei fratelli. Ed ora torniamo alla cronaca, ladri in casa, a Martellago. I proprietari: non abbiamo sparato alcun colpo di fucile per mettere in fuga i banditi, ma arrivano i carabinieri a sequestrare le armi di famiglia. Sentiamo. Deve scriverlo a caratteri cubitali che non è stato sparato nessun colpo. Il fratello non avrebbe esploso alcun colpo di fucile in aria, come invece si era detto da altri, lo dice a gran voce, lo ribadisce Lucia, la sorella, intervenuta a difesa del fratello, che si è visto i carabinieri in casa per sequestrargli l'arma di famiglia. I carabinieri a casa a sequestrare i fucili che sono ricordi di mio nonno e di mio padre e di mio zio, ok? Ma le pare normale una cosa del genere? In sostanza noi che ci difendiamo siamo dei delinquenti. I delinquenti girano a piede libero, questa è la sostanza. Mercoledì sera verso le 23 nella loro abitazione alla periferia di Olmo di Martellago si sono trovati i ladri nuovamente in casa mentre l'anziana madre, quasi alla soglia dei 90 anni, stava dormendo, non si esclude forse anche narcotizzata. Mia mamma è all'oscuro di tutto, di qualsiasi cosa, perché non si è accorta di niente. I banditi, saliti fin sul terrazzo e primo piano della camera da letto della proprietaria, praticando il solito foro sul vetro della porta finestra all'altezza della maniglia, e una volta dentro hanno cominciato a passare in rassegna tutte le stanze, mettendo sottosopra tutti i cassetti dei comò, incuranti anche della presenza dell'anziana. Banditi fuggiti dopo aver arraffato alcuni portagioie già svuotati però 2 anni fa da un precedente furto che aveva fruttato un bottino di 20.000 euro più 1.500 in contanti. Si tratta del quinto furto in 7 anni. L'altra sera la banda avrebbe comunque continuato il giro, ma è stata interrotta dopo le 23 dall'improvviso rientro di Lucia, la figlia. I ladri, sentendola arrivare in auto, sono fuggiti precipitosamente a mani vuote. Ed esprime la solidarietà alla famiglia colpita dai ladri il sindaco di Martellago, Andrea Saccarola, che mette in guardia i suoi compaesani. C'è una banda che sta colpendo nella nostra zona. Lei ha avuto modo di sentire la famiglia dove è avvenuto questo tentativo di furto? Conosco bene la famiglia, mi sono sentito con il fratello che mi ha spiegato un po' come è andata la vicenda. È una cosa sicuramente sgradevole, è una cosa che ultimamente purtroppo sta colpendo molto il nostro territorio, quindi bisogna sicuramente intervenire. La nostra idea, quello che abbiamo già promesso ai cittadini, è ampliare le telecamere di videosorveglianza, che questo verrà fatto sicuramente prima di ottobre, che sappiamo benissimo che ottobre è l'altro periodo in cui i furti sono molto frequenti. Dopo siamo nelle mani delle forze dell'ordine che con il gran lavoro che fanno sicuramente aiutano i nostri cittadini. Lei chiaramente è in costante contatto con le forze dell'ordine, che pare che ci sia una banda che si muove proprio in quest'area. Sì, 2 settimane fa più o meno Martellago è stata colpita con quasi 3 furti a sera. Questa banda che si muove da paese a paese, infatti ha colpito Martellago, poi si è spostato a Robegano, ieri abbiamo visto a Trevignano. Sicuramente è un fenomeno che deve essere bloccato, fermato, e noi faremo di tutto per farlo.
Lei ha detto che capisce perfettamente che cosa sta passando questa famiglia, perché anche a lei è capitato molti anni fa di avere i ladri in casa. Nel 2016 mi sono entrati in casa, per un mese non ho dormito, è una cosa sicuramente spiacevole. So cosa vuol dire, quello che consiglio ai cittadini è le 3 cose fondamentali: mai mettere nei social cosa si fa durante la sera o si va in vacanza. La seconda cosa è sicuramente chiudersi bene in casa quando si va a letto. La terza cosa sicuramente è chi ha l'allarme di usarlo, perché è fondamentale. E a Jesolo scoppia la polemica con Confesercenti, che si pone di traverso rispetto all'ordinanza con cui il sindaco Zoggia porta il coprifuoco alcolico dei weekend dalle 20 alle 16. Comprendiamo le motivazioni anche in risposta alle richieste del signor prefetto e per via dei disordini che si sono verificati in città. Riteniamo però particolarmente penalizzante, oltre che negativa da un punto di vista dell'immagine per un turista, non poter consumare un aperitivo o una birra sotto l'ombrellone. Un grave danno economico per le attività che si trovano lungo l'Arenile, per cui chiediamo al sindaco di rivedere gli orari almeno per quanto riguarda l'Arenile. Ed il Consiglio Comunale di Venezia affronterà giovedì prossimo problemi e disservizi del trasporto pubblico locale scoppiati in queste settimane. A portare il caso a Cafarsetti il Partito Democratico, d'accordo con gli altri partiti di opposizione. Dopo 4 scioperi e settimane di dibattiti, proteste per la mancanza di corse, polemiche per mezzi troppo pieni o troppo vuoti e perfino aggressioni al personale ACTV, la crisi del trasporto pubblico veneziano approderà a Cafarsetti alle ore 15 di giovedì 17 giugno. Come richiesto dal PD e dagli altri partiti di opposizione, la conferenza dei capigruppo ha inserito il punto problematiche del trasporto pubblico locale e di servizi all'ordine del giorno del prossimo Consiglio Comunale. Non è ammissibile, con la ripresa del turismo e la ripresa dell'economia veneziana, avere ancora l'orario invernale soprattutto per quanto riguarda i vaporetti. Addirittura al Lido, con l'orario estivo dalla settimana scorsa, sono state addirittura tolte corse perché la linea 10 è stata soppressa e per esempio non è stata prolungata la linea 2 che tradizionalmente d'estate arrivava fino al Lido e permetteva ai cittadini veneziani di arrivare al Lido in spiaggia. Anche a Mestre ci sono delle sofferenze rimaste aperte, per esempio la linea 24 non si capisce perché non è stata potenziata come le altre, quindi per esempio nei giorni festivi è rimasta con una sola corsa all'ora. Il Partito Democratico veneziano chiede un immediato potenziamento del trasporto pubblico. Il consigliere Alessandro Baglioni, che ha espresso solidarietà ai dipendenti ACTV per quanto accaduto in questi giorni, denuncia l'immobilismo dell'amministrazione comunale. Noi abbiamo fatto un sacco di istanze, abbiamo fatto proposte, fatto richieste, fatto mozioni, ci sono problematiche su Murano, ci sono problematiche sui ferri gravissime che denunciamo da tempo e tutte le interrogazioni, tutte le mozioni giacciono lì ormai da mesi. Noi abbiamo autoconvocato la commissione, ci è stata negata la convocazione e siamo dovuti ricorrere allo strumento più forte che abbiamo come regolamento, cioè quello dell'autoconvocazione del Consiglio Comunale. Ed ora invece ci spostiamo a Mestre, motociclista caduto e infortunatosi a causa delle buche e delle rotaie del tram sprofondate a Mestre in via Carossa. Soltanto l'ultimo di una serie di infortunati lungo quella strada, i racconti e le testimonianze. Rotaie del tram sprofondate, buche non transennate in mezzo alla strada nonostante i lavori in corso, ma i cartelli sono altrove, dislivelli tra un gradino e l'altro e proprio lungo la strada ad altissimo transito urbano, via Carossa a Mestre, dove Michele Torcellan, 58 anni del posto, l'altro giorno è letteralmente volato a terra mentre era in sella la sua moto è fuori dall'area di cantieristica. Ritornavo da lavoro, avevo terminato di lavorare, ero nel tragitto del ritorno, ho fatto il solito itinerario, ad un certo punto percorrendo questa strada, che oggi vediamo in rifacimento, nel momento in cui, perché qui sosta il tram, nel momento in cui come d'usuale si va a tagliare la rotaia per poter passare nella corsia più centrale, la moto, la parte davanti sembrava essere sul ghiaccio, è volata. Ho fatto un volo per 3-4 metri, mi ha visto anche l'ausiliario che sono caduto, mi hanno assistito 2 ragazzi molto giovani. Nella caduta ho riportato le fratture della clavicola scomposta, ho la spalla, tutta la scapola fratturata, scomposta, 4ª, 5ª e 7ª delle mie costole posteriori. Quindi un danno che mi richiederà almeno
3-4 mesi e con la speranza di non dover fare anche un intervento chirurgico sia sulla clavicola e sia sulla spalla. A segnalarci e ravvisare la pericolosità dei dissesti della strada anche la signora Bruna, pensionata. Ha rischiato più volte di cadere dalla carrozzina attraversando la strada, dice. Paura sì, dobbiamo stare molto attenti, dobbiamo prevenire, diciamo. Ora è in mano ad un legale la valutazione di risarcimento danni. E io correvo a 20 km all'ora. Da poche settimane eletto alla guida del Consiglio Nazionale degli Architetti il palermitano Franco Miceli, in visita a Venezia alla Biennale di Architettura, applaude i contenuti del Padiglione Italia e il lavoro della Biennale. Ecco che cosa ci ha detto. Venezia, città apripista nella transizione ecologica e capofila di una riforma urbanistica nelle nostre città che non può più attendere, lo sostiene l'architetto palermitano Franco Miceli, nuovo presidente del Consiglio Nazionale degli Architetti, al suo primo impegno istituzionale a Venezia per visitare la Biennale di Architettura tra i giardini e l'Arsenale, in particolare il Padiglione Italia alle corderie dell'Arsenale. Importante secondo noi, tra le nostre priorità, è quello che anche l'Italia si doti di una legge per l'architettura, che si badi bene, non è una legge per gli architetti, è una legge per l'architettura che riguarda la società, cioè la qualità, il bello, l'esigenza di avere degli spazi dell'architettura e delle città che consentono una migliore qualità della vita. La necessità di arrivare anche a una riforma urbanistica, perché lo scenario in cui si svolgerà il processo di transizione ecologica sostanzialmente sono le città e il territorio. Miceli plaude poi al lavoro della Biennale e al messaggio contenuto nel Padiglione Italia, che presenta così. Lo definirei, un laboratorio verso la transizione ecologica e molti suggerimenti su quello che può essere il processo di cambiamento, di trasformazione culturale della società. Il presidente della Federazione Italiana Gioco Calcio, Gabriele Gravina, in visita a Marghera alla sede del Comitato Veneto della FIGC, fissa l'obiettivo minimo degli azzurri in questi europei, centrare almeno le semifinali, e poi fa i complimenti alla Venezia Football Club per la promozione in Serie A. Iniziano gli europei, l'obiettivo qual è? Prendere l'aereo per Wembley? Sì, noi l'idea è quella di prendere un aereo e andare a Wembley. Io ci penso spesso, non solo io, i ragazzi hanno grande voglia di arrivarci, ma dobbiamo fare in modo che si continui ad alimentare quell'entusiasmo che in questo periodo, in questi oltre 2 anni, i ragazzi hanno diffuso, distribuito, hanno alimentato all'interno dei tifosi italiani. Dobbiamo continuare su questa strada. In visita a Marghera al Comitato Veneto della FIGC, accolto dal presidente regionale Beppi Ruzza, il numero 1 della Federazione Italiana Gioco Calcio, Gabriele Gravina, fissa l'obiettivo minimo di questi europei, raggiungere almeno le semifinali. Gravina ricorda poi la visita in Piazza San Marco con una delegazione azzurra nelle ore immediatamente successive all'Acqua Granda del 12 novembre 2019. La città chiaramente ha vissuto un momento difficile allora, io ho voluto con i ragazzi, con la nostra nazionale, anche in questo devo riconoscergli una capacità di questi ragazzi nel dimostrare sempre un grande senso di responsabilità sociale. Gravina fa i complimenti al club arancione-verde neopromosso in Serie A, definendo l'impresa lagunare uno sport straordinario per il calcio, e riceve in dono dalla società una maglietta personalizzata. Il calcio permette una visibilità, al di là della storia della stessa città, che può comunque agevolare, favorire per noi avere realtà come Venezia o tante altre stupende realtà in Italia sotto il profilo anche culturale, aiuta tantissimo. E in questi giorni il Venezia Football Club ha annunciato il prolungamento del contratto per le prossime 4 stagioni al mister Paolo Zanetti, grande artefice della promozione in Serie A.
Dopo la fantastica promozione in Serie A festeggiata un paio di settimane fa, il Venezia Football Club programma già il futuro e annuncia la riconferma del suo grande condottiero, l'allenatore Paolo Zanetti, che ha firmato il rinnovo del contratto per le prossime 4 stagioni in Laguna fino al 30 giugno 2025. L'ultimo giorno, quando ci siamo salutati, tutti i ragazzi uno a uno mi hanno abbracciato, mi hanno detto tante cose e quel viaggio in macchina di ritorno me lo ricorderò per sempre. E lì dentro di me ho detto: non può finire qui, è impossibile. Qui a Venezia, se c'è un qualcosa che abbiamo fatto bene, è di creare una certa unità, è di creare un gruppo di lavoro prima di tutto, che nasce da qua, da queste persone, dalla società, che ha un'idea di gruppo forte, e poi questo è stato trasmesso alla squadra. E quindi se quest'anno avete visto una squadra lottare su tutti i palloni, recuperare le partite, vincere le partite al cardiopalma che sembravano perse, il motivo è questo. Zanetti ha voluto essere anche testimonial della vaccinazione contro il Covid, posando per una foto con il personale dell'Ustria Serenissima subito dopo essersi sottoposto alla vaccinazione Lab Vaccinale di Doro. Il rinnovo contrattuale rappresenta poi anche un segnale di grande sintonia tra il tecnico e la dirigenza, il direttore sportivo Collauto e il responsabile dell'area tecnica Poggi. E da Venezia è davvero tutto, vi lascio ovviamente alle nostre previsioni del tempo, grazie davvero per averci seguito e buona serata a tutti. Bentrovati al meteo. Nel weekend scoppia l'estate, anticiclone in rinforzo, dunque maggiore stabilità atmosferica e temperature in aumento. Il dettaglio di sabato 12 giugno. Sul Veneto la grafica ci mostra una situazione del tutto tranquilla e infatti la giornata sarà asciutta e caratterizzata da un ampio soleggiamento su tutti i settori della nostra regione. Il cielo si presenterà sereno o al massimo velato, senza piogge associate. Temperature come detto in aumento e clima via via più caldo, minime tra 15 e 20 gradi, valori massimi invece tra i 26 e i 32 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui bel tempo con tanto sole ovunque, cielo terso e limpido e non sono previste precipitazioni. Temperature minime tra 17 e 19 gradi, massime sui 26-30 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, anche qui non cambia lo scenario, vediamo che sarà soleggiato, c'è lo sgombro da nubi ovunque. Temperature minime intorno ai 15-17 gradi, massime sui 30-32 all'incirca. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci al prossimo aggiornamento.